Al via la prima delle due gentleman del pomeriggio, una condizionata per cavalli di 4 anni. Al via in 9, 1 Caipirinha Fi, 2 Columbus Gaps, 3 Calir delle Coste, 4 Cavania V, 5 Chiquitita, 6 Catherine Rec, in seconda linea 7 Kashmir Sea, 8 Carlina de Gleris, 9 Karatov West. Proprio Karatov West il più appoggiato, nettamente sotto la pari, reduce da 3 primi consecutivi. Jessica Pompa in sediola, numero 9, macchina che stacca in questo momento la velocità iniziale di Cavani AV, che però si getta di galoppo e viene sostituito numero al 2 comando Columbus Gaps da Catherine Rec. numero 4 Cavani AV Catherine Rec però deve ancora scendere la numero corda. 3 Calir delle Caipirinha Coste Fi cerca di reagire, è partito molto bene invece Karatov West, che è in terza posizione in corda, anzi in seconda, perché rimane all'esterno il numero 6 Catherine Rec, poi può accodarsi perché esce all'esterno, anzi no, non riesce ad accodarsi, esce all'esterno comunque Karatov West e alla corda si infila Kashmir Sea. Tanto se ne vanno i primi 400 in 31,2 con la mossa di Jessica Pompa che ha spostato Karatov West, si porta in breve a ridosso di Caipirinha Fi, sopravanza ora Catherine Rec completamente e va a ridosso del battistrada. Caipirinha Fi in vantaggio, Karatov West attacca e gradualmente si avvantaggia. Dopo 800 metri in numero 5 Chiquitita passa in squalificato. vantaggio, intanto la squalifica per Chiquitita, non è ancora passato in vantaggio però Karatov West, lo fa dopo 1 chilometro in 1,17 ufficiale. Seconda posizione per Caipirinha Fi, che cerca di rimanere comunque in quota, ma si allontana Karatov West, che prende 4 lunghezze di margine all'attacco della curva finale, incrementa il vantaggio a 250 dalla conclusione. In netta evidenza Karatov West, è seguito da Kashmir Sea. Karatov West in dirittura completa la propria corsa con una bella vittoria che gli dà il poker. 4 a seguire per Karatov West, secondo posto per Kashmir Sea, al terzo chiude Carlina de Gleris. 1:16,3 il ragguaglio conclusivo con 37 per l'ultimo quarto, ma c'era un 28,4 di penultimo ufficiale e Jessica Pompa si afferma quindi con il favorito Karatov West. Sabina Breccia al training per conto del signor Artuno Pantaleo Tarantino, quota di 1,75 al totalizzatore e a quota fissa.